Finisce la stagione del Padova Calcio a 5 come a fine giugno, ovviamente un po' per tutte le società. È l'occasione quindi per incontrarci con Mattia Risi, il presidente del Padova Calcio a 5, per sentire quelle che sono state intanto le soddisfazioni raccolte quest'anno e anche per parlare un po' del futuro. Ciao Enea, grazie di avermi chiamato per fare questa chiacchierata insieme. Sì, finisce una stagione bellissima dove abbiamo raccolto dei risultati in prima squadra interessanti, siamo arrivati ai playoff, che era quello che ci eravamo prefissati. Siamo riusciti a inserire dentro all'interno della prima squadra più ragazzi giovani rispetto all'anno precedente, perché l'anno precedente avevamo tra virgolette lavorato molto sul settore giovanile, però avevamo raccolto meno ragazzi interessanti per la prima squadra. Quest'anno siamo arrivati fino a 8 unità ad averli nella rosa, quindi positivo. L'Under 21 regionale è diventata campione regionale e con grande soddisfazione. L'Under 19 nazionale siamo arrivati agli ottavi di finale di Coppa Italia e del campionato. Gli allievi sono arrivati ai Final Four e siamo arrivati secondi in Coppa Veneto. Insomma, giovanissimi la stessa cosa, gli esordienti crescono e stanno diventando sempre più bravi. Le scuole calcio funzionano, un'annata dura ma un'annata comunque con grandissime soddisfazioni. Rinnovati però di un'idea di continuare a lavorare nel settore giovanile e nelle scuole calcio. La politica che vi contraddistingue, no? Voi in questi ultimi anni avete lanciato moltissimi ragazzi, come hai sottolineato te, e li avete anche proiettati proprio nel giro della prima squadra. L'interesse nostro è sempre quello di avere un vivaio molto forte per riuscire a sopperire a qual è la continuità nel tempo delle prime squadre. Oggi le prime squadre si fanno tendenzialmente lavorando con ragazzi fuori età di 30 anni, 35 anni per cercare di vincere campionati. Io vorrei vincere un campionato con il vivaio che io mi costruisco giorno dopo giorno. Allora, parliamo di quello che sarà. Ci sono molte novità in vista? Certo, ci sono molte novità. Non abbiamo avuto risposta negativa dal nostro direttore tecnico Alberto Rodriguez per l'annata prossima, infatti noi gli facciamo un augurio che le cose funzionino per lui sempre bene e lo ringraziamo di quello che ha fatto fino adesso. Però a questo punto abbiamo deciso di pensare sempre di più a costruire una società che si possa mantenere nel tempo e quindi abbiamo inserito molti dirigenti e professionisti del mondo del calcio a 5 sia in prima squadra che in tutto il settore giovanile, proprio per costruire una casa, la casa del calcio Padova C5, sempre più in linea con qual è lo spirito del nostro blasone, che è il blasone di Padova. La novità è che c'è un nuovo allenatore e, come giustamente dicevi te, c'è anche l'ingresso di nuovi dirigenti. Certo, allora diciamo che sì, un dispiacere forte per quanto riguarda l'uscita di Alberto, perché con me ha condiviso 3 anni, che sono stati 3 anni di sofferenza ma di grandissima gioia e di capacità. Abbiamo inserito dentro per la prima squadra un plurititolato che è il signor Antonio Candeo, anche lui è un preparato con un'età un po' più grande, però con molta esperienza alle spalle, faceva parte anche della direzione tecnica della FIGC per quanto riguarda il calcio a 5 e formatore di tutti gli allenatori che oggi hanno il patentino. A lui abbiamo affiancato un team manager di estrazione comunque sempre tecnica, che è l'avvocato Jacopo Algiundi, che seguirà la prima squadra, garantendo comunque la continuità, mantenendo il Carlo Toso come preparatore atletico e motivatore e Riccardo Rossi che è la figura alla preparazione dei portieri. Nel settore giovanile invece abbiamo fatto dei cambiamenti dove abbiamo inserito dentro una figura necessaria che era mancata nel tempo, che è il direttore del settore giovanile, che è il signor Marco Di Matteo, che quest'anno con noi aveva sviluppato due
due attività essenzialmente interessanti sui portieri, sia nella scuola calcio che nel settore giovanile, che hanno raccolto grande successo. Noi abbiamo sempre pensato che la figura del portiere fosse la figura centrale, nessuno mai cerca di investire su questi ragazzi, e noi abbiamo dedicato 3 ore di tempo alla settimana per i portieri, delle attività di preparazione al ruolo del portiere ogni settimana, attraverso di lui e attraverso il suo staff, che è lo staff Lazzarini, è un'altra figura che segue la parte della scuola calcio. Quindi non ci sarà più solo Rodriguez come era prima, ma tutto uno staff tecnico. Certo, l'inserimento poi di un'altra ufficializzazione che verrà a breve di un altro allenatore UFAB, e adesso Coverciano inizierà a fare il corso a Coverciano quest'estate, di primo livello, che è Marco Foffano, che arriva da 2 esperienze, dall'esperienza della Fenice iniziale e poi l'esperienza del Città di Mestre degli ultimi 3 anni. Molto in gamba, allineato a ciò che la società pensa di fare, ossia strutturare una società che rimanga nel tempo. A lui affianchiamo un'altra figura di team manager, che è il signor, riconosciuto peraltro nel territorio padovano, nonché presidente dell'anno scorso dello Sporting Padova, che ahimè sceglie di chiudere e avvicinarsi a noi nella prossima stagione, che è Cecchinato, che ricoprirà la parte di scouting per nuove leve che vogliono affiancarsi al calcio a 5 nel settore giovanile, e il team manager dell'Under 19 nazionale.